Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5 regionale, benvenuti al Palaromboli di Colleferro, uno dei tempi del calcio a 5 laziale. Quest'oggi si affrontano Nord-Ovest e Minturno per la finale di Final Four di C2 2016. Nord-Ovest schiera dalla vostra sinistra con Tartaglia, Bommati, Santos, Nunez, Rodriguez, Zomparelli, Branciforte, Mogel, Ruiz, Vega, Benedetti, Clemente, Don Francesco e Frusteri. Per quel che riguarda invece il Minturno, alla vostra destra Morrone, Correa, Piero Lozzi, Santos, Teixeira, Esposito, Zottola, Vanderlei, Sanchez, Benvenuto e Petronzio. Tutto pronto per l'inizio del match con la Nord-Ovest che attacca da sinistra verso destra in maglia rosa, cassettoni rosa, inserti neri e calzoncini neri. Risponde il Minturno da destra verso sinistra con la maglia e i calzoncini, con la maglia e i calzettoni bianchi, calzoncini rossi. Direttori di gara che fanno accomodare le due panchine, tutto è pronto affinché arrivi il fischio d'inizio. Nord-Ovest che ritrova Vega in campo, squalificato nella partita di sabato, ovvero la semifinale, uno dei pezzi forti, l'ultimo di Giacomo Rossi, che in realtà è uno dei pochi ultimi della rosa di questa squadra. Nord-Ovest in possesso palla con Rodriguez col mancino da verso il numero 3, Santos Nunez prova a rientrare sul destro, si ferma, la porta sul sinistro dal piede preferito, scivolata e primo fallo commesso dal numero 5, Teixeira. Direttore di gara che sistema la barriera, si stacca ora un giocatore, è pronto alla battuta Santos Nunez, ma attenzione anche al sinistro del numero 4 Rodriguez, appostato eventualmente per un tiro, va in realtà è il numero 3, il tiro sfiora il palo, sembrava comunque sulla traiettoria Petronzio che gioca corto il pallone, Correa, Sanchez, movimento del Minturno con il numero 14 Santos, si libera di un blocco, l'errore da parte del giocatore del Minturno, Branciforte, Santos Nunez a sinistra per Rodriguez, quindi di nuovo Santos Nunez, tutta la difesa avversaria, rientra sul sinistro, la mette per il compagno. Non si fa ingannare però Sanchez e allora Branciforte in posizione di pivot prova a pulire questo pallone che in realtà era un rinvio più che un servizio. Secondo fallo del Minturno. Santos Nunez, Rodriguez rientra sul sinistro, lo libera, viene murato, cerca di rubare palla all'avversario, ci riesce, salta il portiere, la può mettere in mezzo, perde il tempo. Si è fatto male Santos Brossi, gioco fermo. Numero 14 a terra, inizio molto aggressivo per la Nord-Ovest. Dall'altra parte il Minturno è un po' in difficoltà, mentre il numero 14 sembra avere un problema al ginocchio abbastanza serio. Vega intanto discute col direttore di gara, chiedeva un'altra trattenuta, sarebbe stato il terzo fallo in 2 minuti di gioco. Minturno che non ha cominciato bene, perde anche Santos Brossi che ora appoggia il ginocchio dove c'era tra l'altro anche un tape, quindi non in perfette condizioni il numero 14 che esce dal campo. Si riparte con la rimessa laterale per la squadra di Rossi che la gioca per Santos Nunez. Gioca con l'avversario, la mette sul sinistro, prova a superarlo, va col sinistro e la calcia fuori.
Sanchez, Correa, Sanchez, in turno un po' contratto in questo inizio. L'avanzata di Sanchez apre a destra, Branciforte lo attende nella sua zona, numero 4 Rodriguez copre col corpo, Sanchez nel mismatch fisico perde con il numero 4 e allora Vega dà il pallone a Rodriguez e di nuovo Vega, Santos Núñez, Vega, Santos Núñez, Rodriguez per il numero 3 che punta Sanchez, gioca con l'avversario, la mette sul sinistro, libera il sinistro, non c'è un tocco di mano secondo il direttore di gara, c'è calcio d'angolo. È pronto Rodriguez, l'appoggio di Rodriguez, il controllo di Santos Núñez, prova a metterla sul sinistro, stavolta Sanchez non si fa ingannare. E allora Rodriguez, deviazione sotto porta di Vega, fallo in gioco pericoloso che non conta nel cumulo dei falli che portano al libero. Minturno che prova ad impostare, la squadra di Cardillo non è riuscita a fare più di 2 passaggi consecutivamente, ora prova addirittura ad andare in porta con Branciforte che va in raddoppio. L'intervento da parte di Tartaglia è fuori area di rigore, il direttore di gara estrae il cartellino, vediamo di che colore, è rosso, cartellino rosso. Difficile valutare se fosse stato dentro o fuori con le mani l'intervento del numero 1. Il direttore di gara lo ha considerato volontario a stoppare l'azione che sarebbe quasi certamente andata in gol e quindi estrae il rosso. Espulso anche Giacomo Rossi per proteste. Davvero una decisione difficile per i direttori di gara in questo caso. Sta di fatto che il rosso viene combinato. Tante polemiche, gioco fermo, ormai si è fermi da quasi 3 minuti. Barriera sistemata, Vanderlei va col piattone su Frusteri. Ora il Minturno con la superiorità numerica prova con la qualità a scardinare la difesa della Nord-Ovest che prova a resistere ma deve lasciare per forza di cose qualche metro visto la mancanza dell'uomo. Adriano Teixeira la mette sul destro, Vanderlei! Il vantaggio del Minturno che segna l'1-0 con l'uomo in più
Il minuto è il numero 10, 1-0 Minturno. Prova a rispondere la Nord-Ovest. Vega. Quindi Santos Núñez, Rodríguez. La mette sul mancino, Rodríguez va col sinistro, Murato. E allora ancora Rodríguez. È tutto a mancino. Riesce a dare il servizio per Santos Núñez. Deviazione, calcio d'angolo. Núñez, Rodríguez, Santos Núñez. L'errore di Vega, forse perde la pazienza la squadra di Rossi, è quello che non dovrebbe fare in questa situazione. Sta pesando però l'espulsione. E allora Rodríguez entra in scivolata, chiama lo schema. Il giocatore del Minturno, angolo da destra nel fronte d'attacco offensivo della squadra pontina. Viene giocata in movimento il pallone e c'è quindi rimessa dal fondo. Frusteri, Santos Núñez deve fischiare il direttore di gara. Santos Núñez, Rodríguez, Núñez, Vega, centralmente bene il pallone per Branciforte che se la perde un po'. E allora Santos Núñez, Rodríguez, la mette sul destro, lo libera, viene chiuso. Santos Núñez, Rodríguez per il numero 3. Minturno completamente schiacciato visto il vantaggio. Vega prova a dare il cambio gioco verso Rodríguez, Murato. Sanchez come può la tiene in campo Santos Núñez. Sembra avere molto più ritmo la Nord-Ovest rispetto alla Minturno che ora cerca di ripartire ma perde nuovamente il pallone. Rodríguez, l'appoggio dentro, colpo di suola, ripartenza cercata dalla squadra di Cardillo. Santos Núñez, gran controllo da parte del numero 9 che viene steso, altro fallo e cartellino giallo. Tre falli per il Minturno dopo 12 minuti di gioco. La battuta rapida di Rodríguez, ma quando si ammonisce regola vuole che sia l'arbitro a fischiare la ripresa dell'ostilità. Così sarà e quindi battuta non valida. Calcio di punizione, è pronto a battere Núñez, l'appoggio è il sinistro e il gol del pari della Nord-Ovest che dopo 5 minuti riaggancia il Minturno, ha segnato Vega, l'uomo che in semifinale è mancato, è 1-1. Un po' di tensione in campo,
Giallo per Sanchez. La partita si incattivisce, si innervosisce. C'è molto in palio quest'oggi. Si riprende a giocare. Time out del midturno. Si riprende a giocare. Abbiamo avuto modo nella pausa di rivedere le immagini. Pallone che sembrava palesemente dentro l'area di rigore al momento della sanzione del tocco di mano combinato a Tartaglia, che è stato espulso. Ci ha pensato Vega però a rimediare al gol del midturno avvenuto in superiorità numerica. È rirubato il pallone. Grosso rischio del midturno, che sembra totalmente fuori dalla partita. Si è fatto male Benedetti, che rimane a terra. E gioco di nuovo fermo. Si riprende a giocare. Midturno che restituisce il pallone tra gli applausi. Rodriguez. Santos Núñez. Vega prova a liberare il sinistro. Santos Núñez cerca di prima intenzione. Benedetti. E allora il numero 9 se la ritrova lì. Punta due avversari. La perde 1 contro 1 di Sanchez, che supera l'ultimo avversario. Torna su di lui però la difesa della Nord-Ovest. Vanderlei. Colpo di testa, prova l'inserimento. Cave, e c'è quindi rimessa laterale. Rodriguez. Bommati. Rodriguez. Sempre Rodriguez. La porta sul mancino. Vega chiede l'appoggio. Rodriguez. Bommati. Eccolo Rodriguez. Se la porta avanti Vega. Vega! Doppietta di Vega! 2-1 della Nord-Ovest, che va sul vantaggio dopo aver pareggiato il midturno il minuto al numero 19. Perde il pallone il midturno, sembra un po' in confusione la squadra di Cardillo. Sanchez, calcione e cartellino giallo. Giro palla del midturno, molto lento
La riconquista nuovamente la squadra di Rossi con Rodriguez che prova a puntare l'uomo, va sempre sul sinistro e allora il Minturno cerca di uscire dal guscio. Bommati, Moguer Ruiz, Vega, Bommati, Vega, Moguer Ruiz chiede lo scambio, aveva fintato il movimento, Zottola cerca il numero, se ne va, altro fallo. È pronta la battuta Sanchez, va lui! L'uomo che ha allungato la barriera sul secondo palo riesce a stopparla, quindi Sanchez ha cerchiato, triplicato il numero 10. Sanchez cerca la palla lunga, tutto regolare, Vega. Benedetti, partita che sta vivendo una fase un po' confusa. Cave, supera l'avversario, altro fallo. Ed arriva un cartellino giallo in panchina. Per il numero 6. Partita molto tesa, ammonito anche Branciforte. Sanchez, il numero 10, l'appoggio, anzi il destro, 2-2 di turno, Sanchez pareggia al minuto numero 25. E time out anche per la Nord-Ovest. Si riprende a giocare, 2-2 il risultato. Santos Núñez, Clemente, Adriano Teixeira, Sanchez, Sanchez sempre il numero 10,
Zottola. Correa, va col sinistro Correa, si spegne sul fondo. Bommati. Moguel Ruiz ha cercato a sinistra e ha trovato Santos Núñez, poi se la perde Moguel Ruiz, la palla arriva a Clemente che ha segnato un gol nella semifinale. Santos Núñez viene chiuso, rimessa laterale, la giocata corta verso Moguel Ruiz di Suola. Bommati, possesso palla completamente a favore per la Nord-Ovest. Il numero di Moguel Ruiz che supera l'avversario da sinistra, si ricompone la parità numerica. Santos Núñez può liberare il destro e finisce fuori. Correa, Sanchez, Clemente, fallo del numero 10 e credo sia il quinto fallo per la Nord-Ovest, lo indica il direttore di gara. Il pallone che viene dato a Santos Núñez. Calcio di punizione in diretto, Santos Núñez. L'appoggio rischioso, Sanchez cerca di andare via in velocità. Il numero 3 aspetta il numero 10. Frusteri, se la cava bene. Clemente. Avanza Clemente, chiede un fallo. Sanchez. Punta l'uomo e non lo salta. Sesto fallo ed è tiro libero per il Minturno. Sta per arrivare un altro cartellino, è giallo per Correa. Anzi, mi correggo, per Vanderlei. La lunga rincorsa di Adriano Teixeira che andrà col mancino, il numero 5. Tiro e Frusteri dice no! Una clamorosa occasione. Il Minturno continua a premere. Sanchez è liberato, il destro fuori! Núñez, siamo in pieno recupero. Il numero 3, Núñez, cerca l'1 contro 1, apre poi a sinistra. Bommati, libero il destro!
e la Nord-Ovest torna in vantaggio con Mombati e il minuto è il numero 30, 3-2. Finisce qui il primo tempo, una grande prima frazione, 3-2 il risultato. Tutto è pronto affinché ricominci il match tra Nord-Ovest e Minturno che in questo secondo tempo deve cercare di rimediare al 2-3 maturato nella prima frazione. Attaccherà da sinistra verso destra la squadra di Cardillo, da destra verso sinistra risponde la squadra di Rossi. Tentativo subito di alzarsi per Sanchez, che si appoggia a Adriano Teixeira, che ha sbagliato un libero nel primo tempo, quindi Sanchez, il colpo di testa a 1 metro dalla porta. Giocata corta per Santos Munies, lancio lungo, palla che si perde. Correa, Adriano Teixeira, Sanchez, Correa, Branciforte, Correa, cerca il numero, Adriano prova ad aprire il campo, se la mette sul mancino, lo libera e calcia fuori. Si sono presi intanto Sanchez e il numero 4 Rodriguez. Frusteri, l'appoggio è per Vega. Il numero cercato dal numero 4 Rodriguez. Correa, Sanchez, Correa, Adriano, Cavi, il dribbling, entra in area di rigore e la mette fuori. La difesa della Nord-Ovest che ricaccia dietro il Minturno con Adriano Teixeira che prova a girare il pallone. Sanchez, appoggia a sinistra, Correa, il numero di Adriano che prova a rientrare sul destro, non è il suo piede e rischia di perderla, anzi la perde. Grande uscita palla al piede da parte della Nord-Ovest, grande resistenza di Vega che dà poi a destra al suo compagno il numero e la puntata di Rodriguez, respinta. Adriano, cerca il numero, un po' lento però il giro palla del Minturno che prova a liberarsi con la sua qualità delle marcature. Vega, lancio lungo, controllo di Rodriguez e c'è rimessa laterale.
Vega. Il lancio lungo a servire Rodriguez che l'appoggia sul secondo palo, non c'è nessuno a seguire il numero 4, né degli avversari e né dei compagni. Gran giocata di Adriano Teixeira. Rodriguez. Vega. Si sposta il pallone, il numero 8 che controlla e va col sinistro. Chiama lo schema l'autore della doppietta. Il pallone è lungo verso Santos Núñez e anche impreciso. Correa. Zottola. Núñez. Rodriguez protegge il pallone. Rodriguez, c'è fallo e cartellino credo giallo per Sanchez. Anzi, non arriva il cartellino. Direttore di gara che forse si ricrede perché era già ammonito il numero 10. Rodriguez va col mancino, centra sul volto Petronzio. Vega. Rodriguez, Vega. Núñez. Il gran numero di Rodriguez, Zottola lo chiude. Correa cerca il tunnel, rischia un po'. Gran numero di Sanchez che se ne va, libera il destro, centra un avversario, il pallone rimane in campo e la palla è per il midturno. Correa. Sanchez. Pallone in profondità. A cercare Zottola che si libera dall'avversario. Va a concludere. Ha battuta fuori a cercare Sanchez. Zottola la mette sul destro, la palla rimane in campo. Santos Núñez si ferma e dà a sinistra per Vega e allora Rodriguez. Núñez parla spagnolo la squadra di rossi con il numero 3 che chiede lo scarico, lo ottiene, il destro se la ritrova Petronzio
e prova a ripartire Sanchez. Zottola rischia tanto con la palla tra i piedi. Ora i ritmi sono molto più bassi, molto più adatti al Minturno. Correa, Sanchez prova con i suoi strappi, ma perde il pallone. Santos Nunez allora con un movimento di corpo manda a vuoto due avversari, quindi Sanchez gliela soffia Vega col corpo. Rodriguez, Bonmati, sempre Bonmati, Vega, Bonmati, prova ad uscire palla al piede Zottola, gli soffia il pallone, la sfera è per il sinistro di Rodriguez. Rodriguez prova ad avanzare, grande intervento di Zottola, il capitano minturnese, e allora Correa. Sanchez inciampa e commette fallo su Clemente, secondo giallo e credo rosso, che arriva forse con un po' di ritardo per il numero 10. Eccola l'espulsione per Sanchez. E ora il Minturno in inferiorità numerica. Bonmati scambia con Vega, Bonmati, il controllo è il sinistro, Petronzio mette in angolo. È una nord-ovest che preme, vista la superiorità numerica. Il Minturno è riuscito a approfittare dell'espulsione degli avversari per far gol. Ci prova anche la squadra di Rossi, il destro ancora Petronzio e poi il calcio al volo, il gol della nord-ovest, 4-2 al minuto numero 13, doppio vantaggio per la squadra di Rossi. Tutto è pronto affinché ricominci il match tra nord-ovest e Minturno che in questo secondo tempo deve cercare di rimediare al 2-3 maturato nella prima frazione. Attaccherà da sinistra verso destra la squadra di Cardillo. Da destra verso sinistra risponde la squadra di Rossi. Il tentativo subito di alzarsi per Sanchez, che si appoggia a Adriano Teixeira, che ha sbagliato un libero nel primo tempo. Quindi Sanchez, il colpo di testa a 1 metro dalla porta. Giocata corta per Santos Nunez. Lancio lungo. Palla che si perde. Correa. Adriano Teixeira. Sanchez. Correa.
Branciforte, Correa, cerca il numero, Adriano prova ad aprire il campo, se la mette sul mancino, lo libera e calcia fuori. Si sono presi intanto Sanchez e il numero 4 Rodriguez. Frusteri, l'appoggio è per Vega. Il numero cercato dal numero 4 Rodriguez. Correa, Sanchez, Correa, Adriano, Cavi, il dribbling, entra in area di rigore e la mette fuori la difesa della Nord-Ovest che ricaccia dietro il midturno con Adriano Teixeira che prova a girare il pallone. Sanchez, appoggia a sinistra, Correa, il numero di Adriano che prova a rientrare sul destro, non è il suo piede e rischia di perderla, anzi la perde. Grande uscita palla al piede da parte della Nord-Ovest, grande resistenza di Vega che dà poi a destra al suo compagno il numero e la puntata di Rodriguez, respinta. Adriano, cerca il numero, un po' lento però il giro palla del midturno che prova a liberarsi con la sua qualità delle marcature. Vega, lancio lungo, controllo di Rodriguez e c'è rimessa laterale. Vega, il lancio lungo a servire Rodriguez che l'appoggia sul secondo palo, non c'è nessuno a seguire il numero 4 né degli avversari e né dei compagni. Gran giocata di Adriano Teixeira. Rodriguez, Vega, si sposta il pallone il numero 8 che controlla e va col sinistro. Chiama lo schema l'autore della doppietta, il pallone è lungo verso Santos Núñez e anche impreciso. Correa, Zottola, Núñez,
Rodriguez protegge il pallone. Rodriguez, c'è fallo e cartellino credo giallo per Sanchez. Anzi, non arriva il cartellino. Direttore di gara che forse si ricrede perché era già ammonito il numero 10. Rodriguez va col mancino, centra sul volto Petronzio. Vega, Rodriguez, Vega, Núñez, gran numero di Rodriguez, Zottola lo chiude. Correa cerca il tunnel, rischia un po'. Gran numero di Sanchez che se ne va, libera il destro, centra un avversario, il pallone rimane in campo e la palla è per il midturno. Correa, Sanchez, pallone in profondità, a cercare Zottola che si libera dall'avversario, va a concludere. Battuta fuori, a cercare Sanchez. Zottola la mette sul destro, la palla rimane in campo. Santos Núñez si ferma e dà a sinistra per Vega e allora Rodriguez. Núñez parla spagnolo la squadra di rossi con il numero 3 che chiede lo scarico, lo ottiene, il destro se la ritrova Petronzio e prova a ripartire Sanchez. Zottola rischia tanto con la palla tra i piedi, ora i ritmi sono molto più bassi, molto più adatti al midturno. Correa, Sanchez prova con i suoi strappi ma perde il pallone. Santos Núñez allora con un movimento di corpo manda a vuoto due avversari, quindi Sanchez gliela soffia Vega col corpo. Rodriguez, Bonmati, sempre Bonmati, Vega, Bonmati, prova ad uscire palla al piede Zottola, gli soffiano il pallone, la sfera è per il sinistro di Rodriguez. Rodriguez prova ad avanzare, grande intervento di Zottola, il capitano midturnese, e allora Correa. Sanchez inciampa e commette, fallo su Clemente, secondo giallo e credo rosso.
che arriva forse con un po' di ritardo per il numero 10. Eccola l'espulsione per Sanchez. E ora il Minturno in inferiorità numerica. Bonmati scambia con Vega. Bonmati, il controllo, il sinistro. Petronzio mette in angolo. È una Nord-Ovest che preme, vista la superiorità numerica. Il Minturno è riuscito a approfittare dell'espulsione degli avversari per far gol. Ci prova anche la squadra di Rossi. Il destro ancora Petronzio e poi il calcio al volo e il gol della Nord-Ovest. 4-2 al minuto numero 13, doppio vantaggio per la squadra di Rossi. Portiere di movimento per il Minturno a metà del secondo tempo. L'incarico della maglia bucata è affidato ad Adriano Teixeira con Vanderlei che fa l'ultimo di riferimento. Il numero 5 rischia subito di perdere il pallone. Vanderlei, l'ex Pescara, Perugia, perde il pallone, porta vuota, Boca Ruiz. E allora Clemente. Vanderlei. Correa. Cardillo ha cercato la mossa disperata. Vanderlei. Teixeira, Vanderlei. Correa prova con la punta. Si chiude la difesa della Nord-Ovest. Vanderlei dà indicazioni con la sua esperienza. Il numero 5 decisamente macchinoso oggi. Teixeira. Chiede nuovamente il pallone Adriano Teixeira. Vanderlei. Adriano. Correa. Ci prova il Minturno che ha cambiato posizione del portiere di movimento, che va a fare l'estremo destro. Correa la mette sul sinistro, lo libera. È bravissimo Frusteri. Il pallone adesso è sulla destra per Correa, sfera rubata, Boca Ruiz mette troppo lunga. Esce Brossi che non riesce a stare in campo. Non rientra il portiere, un po' di confusione nella panchina del Minturno. Chiede scusa di Teixeira. Si addossa la colpa della non uscita. Bonmati, giro palla di Vega. Deve essere una grandissima manovra che serve! Ancora una volta lui, ancora una volta Vega. 5-2 della Nord-Ovest che si avvicina al titolo di Coppa DC2, si avvicina alla doppietta.
Correa continua col portiere di movimento, la squadra minturnese. Il numero 13, Correa. Adriano Teixeira. Correa. Teixeira. Adesso in forte difficoltà il Minturno. Vanderlei circondato. Cerca un fallo che non c'è. Ne esce bene però il Minturno. Qua Adriano Teixeira. È tutto mancino, se la porta sul destro, il piede debole. La mette in mezzo male debolmente. Porta vuota, sinistro. Salvataggio sulla linea quasi. Moguel Ruiz, Vega. Moguel Ruiz. Gran palla. Si perde Zottola. Totale controllo della partita della Nord-Ovest. C'è un fallo. Fischiato a Correa. È la quarta infrazione per il Minturno. Sfera giocata rapidamente. Prova a fare tutto da solo. Dare a Cavè che spara addosso a Frusteri. Correa. Teixeira. Vanderlei. 10 al termine. Il turno alla disperata ricerca di un gol che forse riaprirebbe la partita. Vanderlei. Correa. Vanderlei. Adriano Teixeira. Bonmati. Vega. Pressione del Minturno. Bonmati, palla intelligente che va sulla destra. Esce Moguel Ruiz tra gli applausi. Bonmati. Andrea Branciforte. Bonmati. Cerca di sinistro. Di battere Petronzio. Bonmati. Vega. Branciforte e quindi Bonmati. Rodriguez. Giro palla del Minturno, del Nord-Ovest. Il Minturno corre a vuoto e ora viene lanciato in profondità. Branciforte che va col piattone e la mette fuori. Sarebbe stato il colpo allo stomaco, quello che stende un avversario. Andrea Branciforte l'ha sbagliato.
Correa apre il destro fuori da buona posizione di Zottola. Frusteri, Branciforte, grande solata di Branciforte, se ne va via Bommati davanti al portiere, Bommati lo salta, esagera Bommati. Branciforte libera lo spazio per Vega, quindi Bommati. Rodriguez, Branciforte, Rodriguez, Santos Núñez, dopo essersi riposato, rientra in campo, salta l'avversario, l'appoggio a sinistra, chiede l'1-2, non lo riceve, ma è sempre Nord-Ovest che prova a bucare a destra. Adesso col portiere di movimento al Minturno. Zottola, Vanderlei, Zottola e poi Vanderlei. Zottola, l'appoggio da parte di Teixeira, il palleggio vicino all'area di rigore di Cavegli, soffiano il pallone e allora la porta è vuota, il tentativo di tiro di Santos Núñez. Vanderlei, porta vuota, errore clamoroso il sinistro che finisce in rete. Ha segnato ancora una volta la Nord-Ovest, 6-2, Minturno KO. Di nuovo la porta è vuota. Minturno che con confusione prova a riportarsi in avanti. Clemente, Zottola, Zottola prova con la punta e segna il 6-3. Il Minturno prova a risalire la china. Ora gioca col cronometro la Nord-Ovest. Clemente, di suo la gran palla per Moguel Ruiz, rientra sul destro, cerca di nuovo Clemente, steso Moguel Ruiz.
Núñez. Carica il destro che termina fuori. Moguel Ruiz prova a soffiare il pallone all'avversario, esce con molta difficoltà il Minturno che non ne ha più, e allora Santos Núñez va di punta addosso a Petronzio. Vanderlei, Moguel Ruiz lo chiude Vanderlei. Moguel Ruiz, Santos Núñez, Moguel Ruiz, il doppio passo, il tunnel, Moguel Ruiz cerca lo scavetto, la palla è entrata, e il punto esclamativo della Nord-Ovest. 7-3 lo mette Moguel Ruiz. Ora ci vuole solo il triplice fischio dei direttori di gara per sancire la vittoria della Nord-Ovest. Zottola è l'ultimo a mollare, la porta è vuota, un altro tiro da lontano che non termina in rete. Vanderlei, doppio passo, il destro liberato. Correa, Zottola, porta vuota, altro destro da lontano che gira e finisce quasi in rete. Il portiere deve rigiocare il pallone dal fondo. Adriano, e termina qui il match. La Nord-Ovest vince 7-3 sul Minturno. È un giorno da ricordare per la squadra che oggi fa doppietta dopo aver vinto il suo girone di C2, vince anche la Coppa